Buongiorno, bentornati sul canale del prof e bentornati a questa piccola serie di video sulla storia dei giardini. Se vi ricordate, nel video precedente avevamo parlato dei giardini dall'antichità fino al Medioevo. Oggi proseguiamo la nostra storia con la modernità, ovvero periodo che va dal Rinascimento fino alla prima metà dell'Ottocento con il giardino all'inglese. Andiamo quindi subito ad iniziare, prima però vi volevo ricordare che verso la fine del video precedente avevamo parlato del giardino medievale come di un giardino basato sul concetto di hortus conclusus, quindi un giardino di piccole dimensioni, completamente recintato, isolato dal mondo esterno e trattato al proprio interno come uno spazio di assoluta perfezione. Ecco, nel giardino rinascimentale, come vedremo, le cose cominciano un po' a cambiare. Andiamo a vedere innanzitutto nel 1400 cosa accade appunto a Firenze e dintorni. Tra i vari personaggi che si occupano di architettura abbiamo Leon Battista Alberti, che è sicuramente il più importante diciamo teorizzatore dell'architettura del Quattrocento, in particolare con il suo trattato De Re Edificatoria del 1452. In questo trattato Alberti parla di architetture, di edifici, ma dedica qualche riga anche ai giardini. Andiamo a leggere insieme e cerchiamo di capire cosa sta cambiando. Il giardino, sistemato in una posizione panoramica e felice, dovrà avvalersi dell'anfiteatro davanti alla villa, essere ornato da statue, avere grotte adorne di pomici e conchiglie, i bossi tagliati a forma di lettere e di figure e le piante disposte secondo disegni geometrici ben precisi. Ecco, la prima cosa che colpisce è che parliamo del giardino di villa, cioè stiamo parlando del giardino annesso alla residenza di campagna delle più importanti e ricche famiglie fiorentine. Quindi un luogo di riposo, un luogo di ozio, un luogo di svago e siamo in un paesaggio di tipo collinare e quindi il giardino occupa l'anfiteatro davanti alla villa. L'anfiteatro altro non è che la topografia fatta di dolci pendenze e rilievi vicino all'edificio principale. Ecco, quindi già qui capiamo una cosa nuova, no? Che non è più un hortus conclusus, ma è un giardino che si apre sul paesaggio, deve stare in posizione panoramica esattamente come la villa, il cui luogo veniva proprio scelto in virtù del rapporto con il paesaggio. Poi troviamo invece alcune cose che già conosciamo, ad esempio troviamo la presenza di statue, il ricorso al disegno geometrico e i bossi tagliati a forma di lettere e di figure. Ecco, cosa sono questi bossi? I bossi non sono nient'altro che il Buxus sempervirens, o bosso in italiano, che è una delle piante che si presta meglio alla ars topiaria, quindi a essere modellato secondo forme geometriche. Ecco quindi che ritorna anche l'ars topiaria che avevamo visto nell'arte romana. Sicuramente Leon Battista Alberti ha in mente proprio gli esempi dei giardini dell'età classica. Oltre a questo vediamo anche la presenza di grotte, quindi diventa importante in questa fase anche creare questo ambiente di grotta artificiale, quindi di ombra, di frescura, dove spesso troviamo anche l'acqua, eccetera. Quindi è un giardino che cerca un rapporto con l'architettura, ma cerca anche un rapporto con il paesaggio. E l'evoluzione del giardino rinascimentale nel secolo successivo, nel 1500, è il giardino all'italiana. Che cos'è il giardino all'italiana? È una tipologia di giardino, un vero e proprio linguaggio complesso e coerente che entra a far parte dell'immaginario del giardino in Occidente. Tanto è vero che ancora oggi nella progettazione di giardini spesso si fa riferimento a questa idea di giardino all'italiana e quindi è qualcosa che travalica poi il periodo storico in cui è stato codificato e il luogo in cui è nato il giardino all'italiana, che appunto è l'Italia centrale perlomeno, e invece investe anche
il resto dell'Europa e del mondo, arriva fino ai giorni nostri con la sua eco. Viene detto anche giardino formale perché, come vedremo, è un giardino principalmente geometrico, che però rispetto al giardino rinascimentale è molto più vasto, molto più grande e molto più monumentale. È un giardino che diventa espressione di una ricchezza, di un potere, di una cultura e che deve dare un forte senso di meraviglia. Ecco. E le caratteristiche principali del giardino all'italiana, oltre ovviamente alla geometria di cui abbiamo già parlato, che è una geometria che investe l'intera estensione del giardino, abbiamo le dimensioni assai ragguardevoli, abbiamo il fatto che ancora una volta siamo in un terreno collinare, quindi abbiamo un giardino fatto su terrazzamenti e rampe, riadattando quelle che sono le caratteristiche topografiche del sito, e abbiamo una presenza molto importante dell'acqua che appare nella forma monumentale, fantastica dei giochi d'acqua, delle fontane, delle cascate e quant'altro. I giardini all'italiana sono delle grandi imprese dal punto di vista anche proprio ingegneristico, proprio per questi movimenti di terra giganteschi che devono essere effettuati e per appunto tutto ciò che è connesso con la progettazione dei giochi d'acqua. Si tratta di giardini che vengono finanziati dalle famiglie più ricche dell'epoca, che sono famiglie di principi, nobili, cardinali, e ad esempio i Medici a Firenze progettano il famoso giardino di Boboli, che altro non è che il giardino annesso alla loro grande residenza fiorentina, quella di Palazzo Pitti, che all'epoca sorgeva appena fuori, ai margini, diciamo, dell'abitato di Firenze, laddove iniziano le falde delle prime colline a sud della città, e appunto alle spalle del palazzo il terreno comincia a salire, e lì appunto in questo incavo, in questo anfiteatro naturale, un po' diciamo così anche riadattato, sorge questo grande giardino, un giardino veramente di dimensioni molto grandi. Io vi mostro qui in fondo il palazzo, che è già un palazzo molto esteso, Palazzo Pitti, questo qui, e poi vedete insomma il rapporto proprio di estensione tra il giardino e l'architettura. È un giardino che, giocoforza, è composto poi di varie stanze, non può essere un ambiente unico, però c'è comunque un qualcosa che collega, che tiene insieme tutto, che è appunto il disegno, la geometria, che noi vediamo sia nel disegno d'insieme, che è tenuto assieme da una coerenza fatta di assi geometrici, e poi anche all'interno delle singole stanze noi vediamo ancora una volta delle logiche geometriche che sottengono poi alla singola porzione del giardino. Andiamo a vedere un po' in carrellata altri esempi, senza approfondire troppo perché altrimenti il video diventa troppo lungo. Un altro esempio importante dell'epoca è il giardino di Villalante a Bagnaia, in provincia di Viterbo. Siamo sempre intorno alla metà del 1500, è quel periodo poi, diciamo così, sul finire, gli sgoccioli del Rinascimento, che noi chiamiamo manierismo, e l'architetto in questo caso è proprio uno degli architetti principali del manierismo, ovvero il Vignola. Qui appunto abbiamo un giardino che, se voi guardate la pianta in basso a sinistra, vedete essere impostato su una geometria totalmente simmetrica, al punto che non abbiamo neanche un edificio, una villa vera e propria, ma abbiamo due distinte architetture, che sono queste qui, due casini si chiamano, che insieme costituiscono proprio l'edificio della residenza, e il resto è tutto il giardino, che è appunto, si percorre scendendo il pendio in questa direzione, per noi che guardiamo la pianta da destra verso sinistra, seguendo un percorso d'acqua, una catena d'acqua, che è quella che vedete invece nella foto di destra, che poi porta a questo grande terrazzo quadrato, che è interamente disegnato un po' come un tappeto, con queste basse siepi di bosso che disegnano queste geometrie, e al centro invece una grande vasca d'acqua, di acqua ferma, quasi proprio uno specchio che rispecchia
il colore e la luce del cielo, con al centro un'isola raggiungibile da 4 punti. Ecco, vedete appunto come la geometria sia alla base di tutto. Poi all'interno del giardino all'italiana noi troviamo un sacco di elementi simbolici riferiti alla filosofia, alla mitologia, alle volte alla religione, nel tipico, diciamo, nella tipica narrazione sincretica tipica dell'arte del Rinascimento. L'esempio sicuramente più eclatante è il giardino di Villa d'Este a Tivoli, in provincia di Roma, fatto costruire sempre nel 1500 dal cardinale Ippolito d'Este, riadattando una grande porzione di terreno ai piedi della villa, della residenza del cardinale, un terreno peraltro con una notevole pendenza che viene così ingegnosamente trasformato in giardino, un giardino caratterizzato da una presenza incredibile di un gran numero di giochi d'acqua molto maestosi, molto ingegnosi e a cominciare da quello che è poi l'elemento diciamo che tiene insieme un po' tutto il disegno del giardino, ovvero il famoso viale delle 100 fontane che si sviluppa proprio ai piedi di questo pendio e che noi vediamo in questa foto qui. L'evoluzione del giardino all'italiana è il giardino alla francese. Ovviamente non siamo più in Italia, siamo nel 600, tra 600 e 700, un periodo in cui l'Italia non ha più tutto quel potere che aveva prima, quindi non esistono più, diciamo, non esiste più la volontà di affermare tale potere attraverso la realizzazione di grandi opere paesaggistiche. Questa cosa invece avviene in Francia, laddove abbiamo l'aristocrazia assolutista, quella dell'Ancien Régime, che è invece molto potente, molto ricca e molto desiderosa anche di mostrare questo potere, questa ricchezza, anche attraverso questi giardini che sono praticamente riprendono la logica geometrica del giardino all'italiana, però su una scala molto più grande. Questi sono giardini che arrivano ad avere una dimensione quasi regionale, si estendono per chilometri e chilometri, per centinaia di ettari, letteralmente. Si tratta sempre di giardini legati a una residenza, quindi a un castello o a una residenza comunque extraurbana, e la particolarità è il fatto che sono impostati su un asse centrale, su una lunga prospettiva, che è l'unico elemento che consente di cogliere nell'insieme il disegno e la dimensione, la percezione di questo giardino che altrimenti, in assenza di questo grande viale, di questo grande asse centrale, non riusciremmo mai a percepirlo nella sua interezza. In verità questi giardini hanno una tale dimensione che sono fatti per sembrare quasi grandi come il mondo intero, e c'è una frase molto bella coniata dall'architetto Leonardo Benevolo, che è proprio la cattura dell'infinito, ovvero queste prospettive che partono proprio dalla residenza, quindi dall'edificio, dall'architettura, e che vogliono far arrivare lo sguardo il più lontano possibile, hanno proprio anche, come dire, lo scopo di far sembrare il giardino grande come il mondo intero, come se il mondo fuori dal giardino non esistesse. D'altra parte stiamo parlando di un'aristocrazia sempre più autoriferita e sempre più isolata rispetto al mondo esterno, compresi anche le questioni reali legate al proprio paese, al proprio popolo, purtroppo. Ecco, forse uno dei primi giardini è stato il giardino di Vaux-le-Vicomte, vicino a Parigi, costruito già intorno alla metà del 1600 dall'architetto André Le Nôtre, che possiamo designare come l'inventore del giardino alla francese. Un'altra caratteristica importante del giardino alla francese, oltre a questa cosa della prospettiva, è la presenza dei parterre. Qui lo vediamo molto bene nella foto. Il parterre altro non è che una
porzione di un prato, in generale del giardino, che viene letteralmente tappezzata, disegnata come un tappeto, con delle piantumazioni basse o con delle ghiaie, delle terre colorate, in maniera da creare proprio una sorta di geometria a tappeto. Questo è esattamente il parterre. Ecco, qui è visibile appunto il discorso della prospettiva. Il giardino sembra praticamente pianeggiante, e in verità ci sono anche qui dei piccoli movimenti di terra, dei piccoli dislivelli che fanno sì che, ad esempio, il canale d'acqua che vediamo qui, che è un canale veramente di dimensioni gigantesche, di fatto non sia visibile. Si trova qui, ma si trova a un livello più basso, tale che appunto chi guarda dall'edificio non lo veda, e di fatto ci si accorga della sua presenza solo quando si arriva nelle immediate vicinanze. Quindi c'è uno studio davvero molto virtuoso, molto scientifico anche della prospettiva. L'esempio più celebre è senz'altro il giardino della Reggia di Versailles. Qui per dimensioni siamo davvero, è di gran lunga il giardino alla francese più grande del mondo, e queste immagini rendono chiaramente l'idea della dimensione. Il giardino alla francese, ovviamente, oltre al grande viale centrale, è composto, un po' come il giardino all'italiana, di varie stanze, ciascuna poi con la sua geometria, quelle basate sul quadrato, quelle basate sul pentagono, sul cerchio, eccetera. Abbiamo anche una pianta di Versailles, in cui qui si percepiscono proprio le proporzioni di questo giardino. Se noi guardiamo qui sulla destra, notiamo questo qui che è l'edificio. Il Palazzo di Versailles è un palazzo, diciamo, uno dei palazzi più grandi dell'epoca dell'assolutismo, forse il più grande in assoluto, e poi vediamo appunto il grande asse impostato proprio sulla forma geometrica del palazzo, che va e porta lo sguardo verso l'infinito. L'elemento di gran lunga più grande all'interno del giardino è il lago centrale, un lago a forma di croce, che però vedete non è un lago che ha una forma naturalistica come un lago naturale, ma è un lago con una forma assolutamente geometrica e con degli argini totalmente artificiali. È un lago navigabile, peraltro. Giardini alla francese li troviamo in tutta Europa, ovunque dove ci sia una dinastia assolutista regnante, e quindi si espande un po' come una moda, no? C'è questa tendenza a imitare, a voler superare i regnanti vicini, e quindi a Berlino trovate il castello di Charlottenburg col suo giardino, a Vienna la Reggia degli Asburgo, la Reggia di Schönbrunn con il suo giardino, che ha questa caratteristica di essere appunto con questa prospettiva che va verso l'alto, che risale anche lì una collina verso questa architettura, questo padiglione per le feste che si chiama Gloriette, che è proprio posto in fondo a questa prospettiva. Le Regge dei Savoia, in particolare la Veneria Reale a Torino, o la Reggia di Caserta, sempre in Italia. E approdiamo finalmente al giardino all'inglese. Vi chiedo di osservare queste due immagini. Si tratta di due piante dello stesso giardino, il giardino di Stowey nel Regno Unito. Guardiamo la pianta di sinistra per prima. Vediamo una pianta caratterizzata da delle geometrie molto forti, e la pianta di un classico giardino alla francese. Se guardiamo invece la pianta di destra, vediamo una pianta caratterizzata da forme molto irregolari, sinuose, sono scomparse tutte le simmetrie e tutte le geometrie. Ci verrebbe da pensare che la pianta di destra rappresenti la situazione antecedente e quella di sinistra la situazione nuova dopo l'intervento. Ecco, in verità è l'esatto contrario.
noi siamo portati a pensare che l'intervento dell'uomo sia sempre ordinatore. In questo caso invece no, si è scardinata una geometria esistente, si sono eliminati filari di alberi, strade, si sono rotti, diciamo così, gli argini di questi laghetti assolutamente geometrici per creare un disegno apparentemente irregolare. Ecco, cosa è successo? È successo che è nato il primo giardino all'inglese ad opera dell'architetto Lancelot Capability Brown e cerchiamo di capire quindi cosa è successo prima ancora che nel giardino di Stowe, cosa è successo a livello proprio di estetica del paesaggio e del giardino. Quello che è successo è una vera e propria rivoluzione copernicana. Infatti siamo alla fine del 600 e l'inizio del 700, stiamo assistendo a quello che è quelli che sono gli albori del pensiero romantico, in cui gli intellettuali europei cominciano a pensare che forse la natura non è bella solamente quando viene addomesticata dall'uomo, quando viene ordinata, geometrizzata, resa inoffensiva e rassicurante, ma la natura è bella anche nelle sue manifestazioni più selvagge e potenti. Ecco, questa è una cosa che a noi sembra peraltro scontata, nel senso che tutti noi pensiamo che la natura selvaggia è bella, però all'epoca era invece un pensiero completamente nuovo. Ecco quindi che questa nuova estetica della natura selvaggia entra nel giardino. Il giardino che continua ad essere un luogo assolutamente d'artificio, di invenzione, però stavolta imitiamo le forme della natura. Innanzitutto attraverso la topografia, questo è sempre il giardino di Stowe peraltro, e qui si vede molto bene dal disegno e anche dalle foto che c'è una topografia fatta di colline, di movimenti di terra, sono tutti artificiali, e i percorsi di conseguenza si adattano a questa topografia e assumono la tipica forma che hanno i sentieri, le strade in montagna, in collina, quindi serpeggianti, sinuose, irregolari, e anche i corsi d'acqua, come vedete sono dei corsi d'acqua, dei laghi, gli specchi d'acqua hanno una forma non simmetrica, irregolare, e anche le piantumazioni, non abbiamo più gli alberi piantati con dei filari perfettamente allineati, ma abbiamo magari dei boschetti, ecco, delle macchie di alberi che simulano appunto la vegetazione naturale. Questo è appunto il giardino all'inglese, detto anche giardino romantico, che creerà, diciamo così, un po' un altro archetipo, un po' come lo erano stati il giardino all'italiana e il giardino alla francese, qualcosa che dura appunto ancora fino ai giorni nostri, ma che in particolare avrà un grandissimo successo in tutta Europa e non solo, per tutto il 700-800. Ecco, viene da chiedersi però se questi giardini non abbiano una loro struttura, non abbiano un vero disegno, dal momento che abbiamo rinunciato totalmente al controllo della geometria. Ecco, in verità i giardini all'inglese sono degli spazi estremamente interessanti che offrono una grande varietà di esperienze mentre li percorriamo, e appunto il disegno, la composizione proprio del progetto del giardino si basa non su geometrie organiche che investono interamente l'area, ma su delle emergenze, cioè su dei punti di interesse che possiamo chiamare anche landmark, utilizzando quindi il termine inglese più in uso oggi, che sono appunto dei punti, degli oggetti nel giardino che attirano la nostra attenzione e suscitano in noi una qualche reazione di tipo estetico. Possono essere dei padiglioni, quindi delle piccole architetture in stile classico, magari in stile gotico, che è anche lo stile che va più di moda tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, in età romantica. Può essere un ponte, può essere la vista di un lago, può essere una cascata, può essere una grotta, oppure può essere un esemplare arboreo particolarmente interessante per il colore delle foglie o per la sua forma particolarmente scultorea,
magari un albero venuto da lontano, venuto da un altro continente, visto che questa è anche un'epoca in cui si importano in Europa molte piante, molti alberi che vengono da altre zone del mondo. Ecco, quindi a disegnare, a strutturare il parco è proprio il susseguirsi di coni visivi che inquadrano, creano delle viste, dei paesaggi che si aprono all'improvviso e che quindi costituiscono il vero oggetto dell'esperienza estetica della vita nel giardino. Io vorrei dire che tutta l'Europa è di fatto costellata da questo tipo di giardini, moltissimi giardini all'italiana vengono trasformati in giardini all'inglese, numerosi giardini alla francese vedono magari affiancarsi anche un'area invece disegnata con lo schema all'inglese. Un esempio per tutti, la Reggia di Caserta, che ha anche un giardino all'inglese. E pensando alla zona in cui vivo io, quindi al Veneto, veramente praticamente tutte, quasi tutte le ville venete hanno un giardino all'inglese, ce ne sono veramente moltissimi e molti anche abbastanza ben conservati e nelle quali possiamo veramente ammirare tutte le caratteristiche di cui abbiamo parlato fino ad adesso. Concludiamo parlando del rapporto del giardino all'inglese con il paesaggio circostante, con la campagna inglese, quindi un paesaggio agrario che conosciamo bene, fatto sempre così ondulato, collinare, con questi prati verdi, prati all'inglese appunto, spesso adoperati come pascolo. Ecco, il giardino all'inglese vuole fondersi con il paesaggio. Quando sono all'interno del giardino e guardo oltre, non devo vedere alcun limite, non devo vedere alcuna separazione tra il luogo in cui mi trovo io, il prato magari antistante la residenza, e invece un prato in cui magari pascolano delle mucche o delle pecore. Ecco, per realizzare questa continuità si realizza questa particolare recinzione che prende il nome di Haha. Ecco, qui la vediamo sia nello schema sia nella foto. Si tratta praticamente di sostituire quello che potrebbe essere un muro o una palizzata, quindi una recinzione visibile, con un movimento di terra, sostanzialmente un fossato e un terrapieno. Ecco che allora chi si trova sopra il terrapieno, quindi all'interno del giardino, riesce a traguardare con lo sguardo la recinzione e avere la percezione che quel prato non abbia un'interruzione, ma continui poi in ciò che sta al di là del fossato che non è visibile. Ecco, in questo modo riusciamo a delimitare comunque il giardino e ad evitare ad esempio che animali selvatici o animali da pascolo entrino nel giardino e procurino danno. Ecco, il nome Haha pare sia proprio dovuto all'interiezione di stupore che esclamava chi improvvisamente, in maniera del tutto inaspettata, si trovava di fronte a questo fossato, rischiando magari anche di caderci dentro. Con quest'ultima slide si conclude questo video e io vi do appuntamento al prossimo video, il terzo della serie, in cui andremo un po' più avanti nel corso dell'Ottocento a conoscere un personaggio davvero importantissimo per l'evoluzione dell'arte del giardino, che è Gertrude Jekyll. E niente, se vi è piaciuto il video vi invito come sempre a mettere il like e anche a iscrivervi al canale. Grazie per aver ascoltato e arrivederci al prossimo video.